65esimo Gran Premio Roncolevà. Le immagini ci giungono da Roncolevà di Trevenzuolo in provincia di Verona, dove si è corsa una classica immancabile del calendario dilettantistico italiano, appunto il Gran Premio Roncolevà, messo in cantiere anche quest'anno con grande passione e professionalità dal GSC Roncolevà, che metteva in palio anche la 46esima edizione del trofeo Feltre Traslochi, una classica, dicevamo, del calendario dilettantistico che ha richiamato al via ben 137 atleti. E intanto foto di rito prima del via con il presidentissimo del GSC Roncolevà, Simone Casarotti, che va a posare proprio poco prima dell'abbassamento della bandiera a scacchi. Una società, quella di Roncolevà, che al fianco di Simone Casarotti vede una serie di grandi appassionati impegnare il proprio tempo in favore dell'organizzazione di questo evento, una gara attesa tutto l'anno anche da Lorenzo Avanzini e Alberto Minozzi, che curano la segreteria, e poi da Giovanni Reggiani, Bruno Tebaldi e dai consiglieri Carlo Baldani, Luigino Baldani, Germano Bonato, Mario Giaretta, Gino Masotto, Roberto Rigoni, Franco Scappini e Alberto Soave. Si corre, dicevamo, una corsa che è giunta ormai alla 65esima edizione e che è nata per ricordare due importanti figure della comunità di Roncolevà di Trevenzuolo. Il primo è Radames Gazzani, scomparso nel corso della battaglia d'Africa a Tobruk nel 1941, lui che era nativo di Roncolevà, e poi di Valentino Andreani, grande appassionato delle due ruote, membro della GSC Roncolevà, che ci ha lasciato troppo presto. Prime fasi di gara con il gruppo che sfila ad altissima velocità, lo vedete sul circuito completamente pianeggiante di Roncolevà, disegnato nella pianura della Bassa Veronese tra le ricche campagne che caratterizzano questa zona. Dopo la bagarre iniziale riesce a prendere in largo un quintetto molto interessante composto da Matteo Baseggio dell'UC Trevigiani Energia Pura Marchiol, Mirko Bozzola della Zalfero Mobil Desire Fior, dall'ucraino Kirilo Zarenko della Opla Petroli Firenze Don Camillo, da Enrico Spadini della Sissio Team e infine da Matteo Donegà del Cycling Team Friuli Victorious. Questi 5 corridori viaggiano di comune accordo, riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 2 minuti e 30 secondi sul gruppo, un plotone che vedete guidato dalle maglie della Solme Olmo viaggiare sempre in lunga fila indiana, ed è un lunghissimo braccio di ferro quello che viene inscenato sul tracciato di Roncolevà, con i 5 battistrada che con il passare dei chilometri iniziano ad accusare la fatica. E allora lo vedete là sullo sfondo, il plotone che si avvicina a questi 5 attaccanti, grandi protagonisti della 65esima edizione del Gran Premio Roncolevà, e si avvicina dunque anche il momento del ricongiungimento. Una corsa, quella di Roncolevà, che ha sempre premiato giovani talenti, in particolare ruote veloci in grado di fare la differenza anche nelle categorie professionistiche, e nel 2022 a vincere è stato il toscano Lorenzo Cataldo della Gragnano Sporting Club, preceduto nel 2021 da Matteo Pongiluppi. Ma a Roncolevà si ricordano ancora i successi di Rodolfo Ongarato nel 91, quindi di Simone Cadamuro nel 1998, e ancora di Elia Rigotto, di Nicola Scattolin, di Luca Moriello, Roberto Ferrari, Oscar Gatto nei primi anni 2000. Prosegue intanto l'azione dei 5, avete visto, quando siamo al suono della campana il gruppo torna compatto. Dunque i giochi si riaprono, tutto da rifare in vista della gran finale. Plotone che si presenta compatto all'ultima curva, guidato dalle maglie della Zalfero Mobil Desire Fior, che vanno a lanciare la volata vincente di Giovanni Cuccarolo. È lui che si aggiudica questa corsa davanti a Simone Buda della Solme Olmo, quindi Lorenzo Cataldo della Gragnano, che come detto aveva vinto la passata edizione. Quarta piazza per Giovanni Zordan, quindi Cristian Rocchetta, Davide Ferrari, Andrea Berzi, Bernardo Angiolini, Simone Piccolo e Mirko Bozzola. Grande festa in casa Zalfero Mobil Desire Fior per la prima affermazione tra gli under 23 di Giovanni Cuccarolo, lui che in questa stagione è al debutto proprio con la formazione trevigiana dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior. E ora spazio alle interviste del dopogara. Giovanni Cuccarolo, grande affermazione oggi in questo 65esimo Gran Premio Roncolevà, una gara velocissima che si è
risolta in volata e i tuoi compagni di squadra ti hanno portato al meglio nelle primissime posizioni. Sì, sapevamo che nonostante fosse un circuito piatto non era scontato l'arrivo in volata, infatti siamo riusciti a sempre stare coperti in tutti gli attacchi, me compreso nell'attacco iniziale, e come ho detto l'abbiamo gestita bene, eravamo sempre presenti e poi alla fine abbiamo capito che si arrivava in volata e nonostante noi non siamo proprio una squadra dedicata al 100% alle volate, però il gruppo fa forza, infatti l'abbiamo giocata ad astuzia e di esperienza, infatti siamo arrivati all'ultima curva che eravamo ancora in tanti, mi sembra in 4, e dopo gli ultimi 200 metri abbiamo fatto un po' ognuno la propria volata e riuscendo a portare a casa questa vittoria. Ecco. Dunque la scuola da Borgomolino sicuramente dà i suoi frutti, l'anno scorso grandi vittorie nella società di Pavanello, quest'anno nella società della Zaifer Mobilfiore, sicuramente abbiamo continuato con gli successi. Sì, appunto, le esperienze maturate nella squadra juniores col Borgomolino oggi si vedono e si vede la differenza con magari altri atleti con meno esperienza, nonostante abbiano fatto le mie stesse categorie. Allora, Simone Casarotti, presidente del gruppo sportivo Roncolevà, un grande successo oggi per questa gara storica del calendario ciclistico veronese. Sì, è stata una stupenda manifestazione, naturalmente un bel numero di partecipanti, hanno dato un forte impegno, abbiamo avuto una volata finale spettacolare naturalmente. Quest'anno abbiamo voluto allargarsi un po' nel circuito, andando da Roncolevà, Isola della Scala, Vigasio, per dare un po' più di lustro sia alla corsa e anche rivivare la manifestazione. Sembra che sia andato tutto bene, sia riuscito molto bene, quindi sono felice della buona riuscita della manifestazione. È sempre difficile organizzare manifestazioni per le categorie così importanti, però grazie all'aiuto di così tanti volontari le cose si semplificano. Sì, diciamo che naturalmente un po' una parte va all'aiuto dei volontari. Abbiamo avuto quest'anno anche la collaborazione del gruppo alpini di Isola della Scala che ci ha aiutato. Dobbiamo ringraziare anche in modo particolare gli sponsor che ci aiutano e ci sostengono di fare queste manifestazioni. Noi cerchiamo di metterci tutto il nostro buon impegno, però come si sa che fa girare la ruota è il soldo, quindi senza di quello non si può fare niente. Ringrazio tutti gli sponsor veramente. E sicuramente grande merito va anche a proprio gli appassionati del paese di Roncolevà che ci tengono tantissimo a questa gara. Sì, veramente vediamo personaggi naturalmente di una certa età, nulla a togliere, che ci mettono l'animo perché è una cosa nata da niente e 65 anni che continua a andare avanti con gli alti e bassi che ci sono stati negli ultimi anni, però siamo riusciti a tenerla in piedi e andare avanti e vogliamo andare avanti ancora. Ecco.